qui con noi oggi a Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i Veneti e la sede della più alta istituzione democratica della regione del Veneto. Non solo dei veneti che vivono e lavorano nella nostra regione, ma anche dei veneti diffusi nel mondo, e voi ne siete un esempio assolutamente tangibile da Nova Prata, con appunto i legami che con tante altre realtà del vostro paese ci uniscono. Io devo ringraziare innanzitutto l'amico e collega Giuseppe Pan, che ha voluto fortemente questo incontro, con il quale diciamo una cosa importante. Il leone di San Marco, che qui vedete, è anche la vostra bandiera, perché condividiamo la stessa storia. I vostri antenati partirono da questa terra per cercare fortuna altrove, fuggendo da fame, carestie e povertà. Se il Veneto è diventato grande, è una delle regioni più sviluppate e ricche d'Europa e in Italia tra le più industrializzate al mondo, lo dobbiamo anche alle rimesse dei nostri emigranti, i vostri bisnonni, i vostri nonni. Noi abbiamo un debito nei vostri confronti, delle vostre famiglie. I vostri antenati sono stati la fortuna di intere nazioni. Il Rio Grande do Sul, come il Paraná, Santa Catarina o San Paolo in Brasile, sono i motori dell'economia brasiliana, perché i veneti non stanno mai con le mani in mano. Credono nel lavoro, nello spirito di sacrificio e nella solidarietà. Queste dinamiche li hanno portati ad essere protagonisti ovunque essi siano immigrati, dalle Americhe all'Australia. Non ho molto da aggiungere se non questo grande grazie che esce dal cuore per quanto avete fatto e per quanto state facendo nei vostri paesi. Ovunque voi siate, sono certo, sarete sempre dei bravi cittadini dei vostri stati dove vivete, veneto brasiliani, veneto venezuelani, veneto canadesi, veneto argentini, veneto statunitensi, ma comunque sempre prima di tutto nell'animo veneti. Perché noi siamo una grande nazione che non ha bisogno di passaporti, ma ha anche una lingua, una storia e una bandiera comuni. E non dimenticate mai che questa è la vostra terra e che non ci divide un oceano, ma ci unisce un mare di amore, di affetti e di memorie. Ed è importante che anche questi viaggi possano continuare. Penso che il Comune di Cittadella sia un esempio di come i gemellaggi possono durare nel tempo, possono essere utili con reciproca soddisfazione. Penso anche a Nobesville come appunto attività che il Comune di Cittadella negli anni sta facendo, e veramente grazie oggi per la vostra presenza qui. Buona giornata a Venezia. Okay, perfect. So, Chiara, I brought also the Portuguese translator here. Okay, perfect. So, for the Americans delegation, the president welcomes you to Ferrofini Palace, and he thanks you for being part of this wonderful region. Veneto is not only a region, but it's a nation without passports, a nation where their citizens walk, live, are good citizens of all the world. Veneto has of symbol of the lion, Martian lion, so the San Marco lion, welcomes you and has been through in those years on famine, caresties, and poverty. Ok, perfetto. Sto leggendo il discorso del Presidente, scusi Presidente. Sì, riassumo. So it's a great honor for the President of the Veneto Region Council to have you here, and he wants to welcome once again and for all in the Veneto Region Palace. Thank you, American delegation, and bring your Veneto Italian, Veneto Brazilian traditions all around the world. Thank you. Eu vou resumir um pouco o que o presidente falou. Ele quer agradecer pela vossa presença aqui,
eu vou agradecer em particular pela parte brasileira que fica aqui, e ele falou que não precisa ter passaporte ou outras cartas para ficar aqui, que todo mundo tem uma origem vêneta, uma origem comum, e que ele agradece para vocês ficarem aqui. Bene, io adesso inviterei anche la Presidente della Commissione Cultura, la collega, poi stai qua che fai la traduzione, gli altri, Francesca Scatto, per un saluto anche da parte sua. So she's the president of the 6th Commission of the Veneto Region Council, and she represents the culture of all the Veneto Region culture. Ringrazio il collega Pan per avermi invitata a questo importante momento che unisce, sì, diverse culture, ma un unico animo. Come diceva il presidente Ciambetti, siamo veneti nell'animo, e questa è una cosa importante perché vuol dire appartenere a una terra che sa riconoscere il valore degli altri, che sa riconoscere l'amicizia, ma anche che si sa spendere per gli altri. E questa è una caratteristica dei veneti, mi piace sottolinearlo, ed è il motivo per cui noi siamo qui oggi tutti quanti, e quindi la condivisione nel nome del lavoro, della cultura e delle nostre famiglie. Io vi ringrazio per questa importante testimonianza e vi auguro una buona permanenza. Grazie. Agora, essa foi uma presidente que falou, e ela quer agradecer muito pela vossa presença, como a gente já falou, essas coisas das origens vênetas que acomunam o pessoal que fica aqui, é muito importante. Não precisa ter cartas, não precisa ter outras coisas, é só as origens que fazem sentir essas coisas comuns, essa união. Então, ela ainda quer agradecer pela vossa presença aqui. Muito obrigada e sejam bem-vindos. So for the American delegation, the president welcomes you again in Ferrofini Palace and remembers the importance of being Veneto. Being Veneto, it's not only, as the president said, having a passport, but it's a tradition, a language that you have to bring all around the world. In labor, we are the strongest and wealthier region in Italy, and we have to bring this all around the world. Thank you. Bene. Io sarò molto breve, signor Presidente Ciambetti, signor Francesca Scatto, prefetto di Nova Prata, Lady Chatterton, con Noblesville Delegation, sindaco di Cittadella, e tutti i consiglieri e tutti coloro che hanno lavorato qui presenti. Io volevo solo ricordare alcune cose che penso siano importanti. E nel 2006 noi a Washington, io ero presente insieme all'allora prefetto Victor Plesch di Nova Prata e John Dislear, che era il prefetto di Noblesville, il sindaco di Noblesville, a una riunione che era quella delle Sister Cities International, associazione fondata dal generale, ora presidente Eisenhower, perché possa esserci la pace nel mondo dopo la seconda guerra mondiale. E noi abbiamo aderito a questa associazione per conoscere queste due belle città. Faccio una roba veloce. Okay, perfect. So Councillor Pan remembers that when he first started with Sister Cities International, he was meeting with John Ditzler and Henry Cole from Noblesville, and they had a meeting in Washington in 2006 where they signed the first contract meeting of Sister Cities International. And Sister Cities was founded in this meeting for the willing of General Eisenhower to reconciliate what were the damages brought by World War II in Italy at the time all over the world. So Cittadella was one of the first, even in Italy, in Veneto, to sign this treaty with Henry Cole and John Ditzler. E noi
Prego Chiara. O vereador regional Giuseppe Pan quer agradecer e ele falou que ele também foi no 2006 em Washington para assinar o papel onde está escrito esse acordo das cidades irmãs entre Cittadella, Noblesville e Nova Prata, e que tinha os prefeitos de Noblesville e Nova Prata. Isso. Ecco, io penso che il gemellaggio con il Rio Grande e Nova Prata per noi veneti era come essere a casa, tornare a casa dei nostri nonni, parlo anche un po' veneto e quindi te me capissi, giusto Alcione? È come tornare a casa nostra, no? Anche voi tornate a casa. Era un po' più difficile qui Stati Uniti trovare, diciamo, anche per la lontananza e per la lingua, però anche con gli Stati Uniti si è creato in questi anni, ormai sono passati ormai quasi 15 anni e io penso che si è creata un'amicizia importante tra soprattutto le nostre famiglie. So, Councillor Pan remembers that sister cities with Nova Prata for us is particularly important for Veneto because we have our families there. So even in Nova Prata, we felt at home. We were not going in a foreign country, but we were going in a in home country. We were finding our surnames, our culture, and so this is also for Brazilians. We think that when they come here in Veneto, they don't find themselves in a foreign country, but at home. O vereador Giuseppe Pan quis falar que as pessoas aqui, quando chegam com intercâmbio, eles ficam num lugar, o Vêneto, que, como quando a gente foi no Brasil, é bem dá para sentir esse cheiro de casa, esse cheiro de família, porque essas origens vênetas dá para ser sentidas aí no Brasil, sempre as mesmas famílias. Ele falou que foi um pouco mais diferente na América, mas que a gente mesmo conseguiu sentir esse cheiro di casa. E quindi io posso solo ringraziare intanto tutti i ragazzi che in questi 15 anni sono stati parte di questa bella amicizia, tutte le famiglie, i genitori che hanno ospitato i nostri ragazzi, perché il bello, Presidente, è che i ragazzi stanno nelle case, non vanno negli alberghi, quindi stanno insieme e conoscono la vera nostra vita, e tutti gli organizzatori, coloro che anche non ci sono più, che sono andati avanti, come diciamo noi alpini, ma anche tutti coloro che hanno fatto grande questo gemellaggio, e quindi io spero che adesso corra sulle gambe dei nostri giovani. Quindi grazie ancora di essere venuti qui, e voi sapete che siete sempre a casa vostra e che siete nel nostro cuore. Grazie. So it has been remembered that Sister City, he wanted to thank firstly the families that hosted our students around the world. He wanted to thank everybody who was involved in the organization of Sister Cities, and he wanted to thank that, and he said to remember to the presidents that the students are not sleeping in hotels, but are sleeping in homes with our students, so they're sharing cultures all around the world. And he wanted to thank everybody of you, especially the one who hosted and will host in these years. Thank you. O vereador Giuseppe Pan quis agradecer em particular as famílias, porque são as famílias que ficam tendo essas pessoas do intercâmbio nas casas deles. Então, essa conexão de pessoas vênetas, da origens, é ainda mais forte por essa presença dos estudantes nas casas. E então, ele quer ainda agradecer ainda mais as famílias italianas. Obrigado. Bene, io ho finito, ma ricordo ai ragazzi di Nova Prata, sindaco, di fare un bel corso di lingua veneta quando che torno in Rio, e te si responsabili, mi raccomando, perché io so poco loro, gli altri lo sapevamo, ma loro un po' manco, vero? Adesso invito il sindaco di Cittadella per un saluto, prego. Mi metti in parte, no? Sto in centro. Buongiorno
Grazie Presidente Ciambetti, grazie Presidente della Commissione Cultura, grazie Giuseppe Panna di averci ospitato in questo palazzo importante. Per noi è un onore essere qui, anche per noi cittadellesi. E grazie al Sindaco di essere venuto a Cittadella e nel Veneto. Quest'anno è un anno importante perché tutti e due i sindaci sono venuti a Cittadella. So thank you everybody for taking part in the sister cities. Thank you to the students, the organizers. Thank you firstly to the mayors. That's the first time we are hosting them here in sister cities in Cittadella. So thank you everybody. O prefeito de Cittadella, Luca Piero Bon, quer agradecer muito pela vossa presença e também quer agradecer em particular aos prefeitos de Nova Prata, que está aqui com a gente, e com o prefeito de Noblesville, que já foi com a gente. E, em particular, quero agradecer porque é a primeira vez nesse intercâmbio que temos a presença dos prefeitos aqui com a gente. Então, ainda obrigada. Il nostro gemellaggio è diverso da tutti gli altri gemellaggi che conosciamo, perché è un gemellaggio che è fatto di ragazzi. La nostra fortuna è questa, sono ragazzi che in 15 anni, 17 anni si sono conosciuti e ancora oggi si frequentano magari a distanza. E la fortuna e il futuro di questo gemellaggio è appunto questo, non è uno scambio tra politici che vanno a trovarsi uno con l'altro, ma è uno scambio tra ragazzi, questa è la cosa fondamentale. So the mayor mainly underlines that this sister city is not the usual type of sister cities represented by politicians. So an exchange of views by politicians, but it's important because it's made of students like you. Students are the future. Students have the obliged way of thinking for the future of this world, of this planet. So Cittadella, Noblesville, and Nova Prata sister cities have to be the students' exchange and not a politician exchange. O prefeito de Cittadella quer falar em particular que esse projeto, esse intercâmbio é feito pelos estudantes, pelos jovens, para dar oportunidades também. Então, a importância dos jovens aqui é muita. Concludo ringraziando chi ha contribuito. È un anno che lavoriamo per questi 10 giorni di gemellaggio. Qui davanti ho Elena che ha passato le notti insonni, è stato bravo il marito a sopportare. Ma abbiamo poi Chiara, poi Marco che hanno collaborato con Elena, hanno lavorato giorni e giorni, e poi tutti i ragazzi dei vecchi gemellaggi che hanno collaborato. Io vi ringrazio a nome mio, a nome di tutta la cittadinanza, ma penso di poter portare ringraziamenti anche a nome di Noblesville e di Nova Prata. Continuate così che siete il nostro futuro. Grazie. Okay, so the mayor thanks the Italian committee who organized the sister cities for this year. It's been a year we've worked on the sister cities. We started a year ago, and he wanted to mainly thank Elena, the president, that worked day and night, mainly the night, but day and night, and Enrico, her husband, that had the patience to support Elena. And then he wanted to thank me and Chiara for, sorry, but I have to say it, but me and Chiara for the work we've done in the sister cities, and everybody who contributed with the students, the old students who contributed here, and they're back there, the students that are hosting this time, and he brings the cheers up of all the Cittadella population for us. Thank you. O prefeito de Cittadella quer agradecer em particular a delegação italiana que está tendo essas pessoas em casa e, em particular, as pessoas que trabalharam muito nesse intercâmbio. Em particular, a presidente do intercâmbio, Elena Busato, que trabalhou de dia, de noite, em muitos momentos e que deu muita importância por esse intercâmbio. Quero agradecer também pelo marido dela e
a gente, eu e o Marco, que ajudamos com o intercâmbio, mas também todas as outras pessoas que estão por atrás, sentadas, e que trabalharam nos intercâmbios dos anos atrás. Então, obrigada a todos. Bene. Scusate, noi domani alle 2:30 faremo uno scambio con il sindaco di Nova Prata in comune, ma visto che il Consiglio regionale è stato così gentile da ospitarci non solo oggi ma anche con il sindaco Jensen di Novsbill, avremo un ricordo, anche se Cittadella non è tanto lontana da casa tua, Roberto, però giusto per quando alla sera dovrai imparare bene Cittadella cos'è, ti consegniamo una guida che abbiamo fatto nell'occasione degli 800 anni in collaborazione con l'Università di Padova.